Il giorno della verità. Appuntamento a due tra Roberto Maroni e Flavio Tosi. Il segretario federale e quello nazionale mettono nero su bianco le liste della Lega Nord per il Parlamento. Argomento scottante oggi con il Carroccio che nasconde le carte e mostra solo le istruzioni per l'uso. Persone giovani, con esperienza amministrativa e quindi rappresentative del territorio, in maniera tale che i cittadini, scorrendo la lista, sappiano trovare delle persone nelle quali si riconoscono perché le conoscono bene e le stimano. Dunque, vietata ogni anticipazione, proviamo a fare qualche previsione. I bookmakers della politica scommettono sul veronese Matteo Bragantini, capolista per la Camera nel Veneto 1, e il sindaco di Cornuda, Marco Marcolin, capolista nel Veneto 2. La prima rivoluzione sarebbe proprio questa: il primo cittadino di un piccolo comune del Trevigiano in prima fila per un posto a Montecitorio, mentre i due ex capigruppo della Lega, Giampaolo Dozzo alla Camera e Federico Bricolo al Senato, potrebbero essere esclusi dalla corsa. Bricolo è già una notizia ufficiale, ha rinunciato alla candidatura e ha un incarico in segreteria federale a Milano. Per quanto riguarda Dozzo e le altre decine di candidati, quello entro domani dovremmo decidere il da farsi. Giampaolo Dozzo, in realtà, potrebbe rientrare in corsa grazie a una deroga ad personam firmata da Maroni. In tal caso il suo posto sarebbe il quinto nella lista per il Senato, dove invece il capolista potrebbe essere Massimo Bitonci, ma non è escluso nemmeno il sindaco di Tombolo, Franco Zorzo, o la presidente del Consiglio provinciale di Padova, Luisa Serato. A Palazzo Madama però ci sarebbe posto anche per l'assessore veneto alla sanità Luca Coletto, che lascerebbe il suo posto nella giunta di Luca Zaia al vice capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale Paolo Tosato. Insomma, Roberto Maroni e Flavio Tosi dovranno lavorare con righello e gognometro per far quadrare il cerchio e sarà dura tenere gli equilibri territoriali, politici e meritocratici. L'unica certezza è che domani si chiuderanno le liste della Lega. Fino ad allora inutile chiedere lumi perché la luce resta spenta. Lo sapete che io sulla composizione delle liste, finché non saranno stabilite e chiuse, non dico nulla.